È l'esempio di sportelli sovracomunali, di sportelli zonali che proponiamo. Parte da Montebelluna la rivoluzione degli sportelli di Contarina. L'idea è di accentrare i servizi per più comuni in un'unica sede tecnologicamente avanzata e con orari più ampi di apertura al pubblico. La prima esperienza concreta vede uniti i comuni di Montebelluna e Caerano San Marco. C'è un distributore automatico dei sacchetti che è quello che in qualche maniera crea più coda da parte degli utenti e svolgiamo anche un servizio nel tempo molto più dilatato, cioè è aperto tutti i giorni, è aperto anche il sabato mattina. Uno sportello polifunzionale più ampio, più accogliente e più dinamico, che presto verrà replicato anche in altri comuni della Marca. Nel momento in cui più amministrazioni concordano uno sportello sovracomunale, lo stile, la proposta è proprio con un servizio di questo tipo. Chissà che Contarina riesca almeno nella gestione degli sportelli a fare quegli accorpamenti fra comuni che finora non sono mai riusciti nella Marca, e il caso di Povegliano con Villorba continua ad esserne un esempio. Sportelli unici per più comunità significa a parità di servizi minori spese. Noi abbiamo anche è una razionalizzazione, quindi abbiamo delle economie. Sì, ma quindi si potrà parlare magari di abbassare le bollette neanche col tempo? L'obiettivo che abbiamo è proprio quello di contenere il più possibile il costo all'utenza. Noi abbiamo tutta una serie di costi che aumentano, però vogliamo non trasferirli nelle tariffe, ma realizzando delle economie di scala che siamo in grado di portare avanti.